The Dreamer, anticipazione episodio 81. Sanem rifiuta la proposta di matrimonio di Jeanne. In questa puntata Jeanne e Sanem raggiungono la casa di montagna che lui ha allestito in modo romantico per un'occasione speciale. Sanem è triste per la questione del profumo ceduto a Fabri, della quale Jeanne è ancora all'oscuro e gli dice che vorrebbe rimanere lì per sempre, solo con lui e la natura. Poi, tra tante coccole, Jeanne le presenta l'anello fatto con la pietra di luna bianca, quello che Sanem aveva rotto accidentalmente, dicendole che lei è la sua faccia luminosa. Da quando l'ha incontrata si sente una persona diversa, ha paura ma nel contempo si sente anche tanto forte. Davanti a una Sanem visibilmente emozionata, finalmente le chiede di sposarlo. Sanem gli dice che vuole tanto accettare la sua proposta, ma c'è qualcosa di importante che gli vuole dire. Mentre Sanem cerca di trovare le parole per raccontargli la verità, viene interrotta dall'arrivo di Emirè e Leila. Quest'ultima, con la scusa che la madre sta male, convince la sorella ad andarsene. Emirè e Leila intrattengono Sanem in auto, le spiegano che Mekhibe sta bene, che era solo una scusa e che Emirè sa tutto. Le chiedono se ha rivelato tutto a Jeanne, ma Sanem nega. Emirè le dice che se Jeanne scoprirà la verità, tutto finirà. Sanem ribadisce che deve dirgli la verità e che non accetterà la proposta di matrimonio finché non l'avrà fatto. Intanto Jeanne è rimasto solo alla capanna e si gira e rigira tra le mani l'anello. Sanem lo chiama per dirgli che la mamma sta meglio, ma Jeanne è piuttosto freddo con lei. La ragazza esce dall'auto per rientrare in casa con le lacrime agli occhi, nonostante Leila le dica di stare tranquilla che tutto si sistemerà. Emirè informa la madre che Sanem ha rifiutato la proposta di Jeanne e lei è dunque sicura che Sanem stia nascondendo qualcosa. Anche Aileen viene a saperlo e lo comunica a Fabri, visibilmente compiaciuto giacché ora Sanem sta facendo il loro gioco. Intanto Osman chiede a Leila di incontrarsi, ma lei lo informa di essere troppo impegnata in questa settimana e non può vedersi con lui. Osman le dice di chiamarlo quando sarà libera. Jeanne chiede a Sanem di incontrarsi al mare, vuole parlare subito con lei e avere una spiegazione. Là Sanem gli dice che forse stanno andando troppo di fretta. È da poco arrivata sua madre e lui è un po' confuso. Lui risponde che questo è un suo problema e sembra che lei stia cercando delle scuse. Lei ribadisce di amarlo. Jeanne la mette alle strette dicendole che deve pensarci e decidere ciò che vuole. Intanto Aileen si reca in archivio e sbircia tra gli appunti di Sanem, ma Gégé, giunto lì per caso, la coglie infragante e lei si spaventa. Sopraggiunge Deren e Aileen le fa credere di aver trovato uno slogan per la campagna pubblicitaria, in realtà rubato dal quaderno di Sanem. A casa Divit intanto Uma parla con Emirè e si lamenta perché dice che Jeanne è fuori tutte le notte per colpa di Sanem. Emirè però le dice che sa benissimo che la colpa non è di Sanem. Jeanne parla brevemente con la madre, desiderosa di parlare con i suoi figli e di sistemare il loro rapporto, ma lui le dice che per stare bene non devono avere rapporti, quindi se ne va. Uma chiama Jada, dicendo a Jeanne che è triste, ha litigato con Sanem ed è andata al bar. Jada allora chiama Jeanne, fingendo di non sapere nulla, e lui le dice che sta al bar, così quando gli chiede se può raggiungerlo, lui acconsente. Dopo un po' Sanem chiama Jeanne per sapere come sta e mentre stanno parlando arriva Jada che lo saluta e lo bacia e lei sente tutto. Sanem entra in crisi e spera di non perdere Jeanne. Lui le ha detto che sono al bar e lei immagina di raggiungerli e di stendere Jada al tappeto. Intanto al locale Jada cerca di farlo parlare ma lui non vuole, gli fa presente che è triste e che vuole stare da solo. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!